Eccoci qua con mister Cristiano Graziano, un 3-1 che è forse anche un po' riduttivo per quello che avete espresso oggi in campo. Sul 3-0 avevate sbagliato almeno 3 gol, ma nonostante il vantaggio lei stava incitando a gran voce i suoi perché voleva ancora di più. È contentabile? No, non bisogna mai mollare, perché lo dimostrano anche le squadre di Serie A. Anche nel 3-0 se molli un po' è sempre un rischio. Ho cercato di tenere la tensione alta dei ragazzi, anche se non ce n'era bisogno, perché li vedevo molto concentrati e molto attenti. Sono contento, ho visto una squadra che voleva, che sapeva quello che voleva ed è andata a prenderselo, quindi sono molto contento. Sì, oggi siete stati incitati per tutta la partita da un gran tifo, il campo era perfetto, voi avete dato il massimo. Quello che ha impressionato agli spalti è stata anche la vostra fisicità, siete una squadra sotto questo punto di vista molto forte. Sì, abbiamo un buon equilibrio. Abbiamo un buon equilibrio di gente ben strutturata, di gente brevilinea. È una squadra fatta bene, faccio complimenti anche a chi ha costruito questa squadra, e non è facile correre come abbiamo fatto per tutti i 96 minuti della partita. Stiamo lavorando, adesso stiamo cercando di andare un po' sulla forza, sulla velocità, per essere più pronti poi alla domenica e più reattivi. Sì, chi vi sta davanti hanno vinto oggi, cioè in pratica le prime 3 hanno vinto, poi state facendo la corsa penso sul Fontanelle, però il Porto Mansuet che l'avete domenica prossima, scontro diretto può dire qualcosa? Guardi, come dicevo agli altri, noi facciamo la corsa su di noi, nel senso che io quello che ho detto ai ragazzi è: ok, oggi c'è Porto Gluaro, tutte le concentrazioni, la concentrazione è sul Porto Gluaro, domenica c'è il Porto Mansuet, a prescindere da 5 punti, 10 punti, cerchiamo di vincere col Porto Mansuet. Poi Fontanelle continua a correre, Porto Mansuet oggi hanno vinto, non importa, l'importante è acquisire mentalità. Io dico sempre, finché la matematica non ci condanna, dobbiamo crederci. Abbiamo una coppa, quindi acquisire mentalità vincente è importante anche per la coppa, fare prestazioni importanti è importante, e poi ci saranno anche i playoff nel caso. Allora, in conclusione di questa intervista, deve fare un encomio a qualcuno in particolare? Oggi ha vinto il collettivo. Beh, come al solito il collettivo è sempre quello che ti fa vincere le partite, e devo dire che oggi tutti hanno corso e tutti hanno contribuito. Quello che voglio elogiare è Marchiori, perché comunque viene da 2 settimane di infortunio, oggi mi ha dato disponibilità per giocare, e in più, per quanto riguarda me, l'esordio del 2000 Favaro in mezzo al campo, che ha fatto un'ottima partita sotto il punto di vista del fisico, della personalità, della tecnica, è stato veramente bravo. Allora, l'ultima battuta, bravi tutti. Bravi tutti. Grazie mister.